Mister, un déjà vu di settimana scorsa, una squadra che comunque meritava questa vittoria per la verve, per la cattiveria agonistica e anche per la qualità, per un certo momento che ha espresso nel corso dei 90 minuti. E che cosa manca poi per portarsi a casa il bottino pieno? Se faccio una battuta dico che l'arbitro doveva fischiare un minuto prima. Se voglio guardare bene alla realtà è che le partite non sono mai finite, dobbiamo essere pronti, concentrati, attenti ad ogni situazione, perché quando ci sono questi periodi, questi momenti in cui c'è un po' di tensione, un po' di pressione, bisognerebbe gestire qualche situazione nel modo migliore, soprattutto nella gestione della palla, ecco. Gestione della palla e soprattutto poi quello che manca, soprattutto anche nelle ultime partite, forse anche il chiudere le partite, cioè andare a segnare il secondo gol della sicurezza che ti fa assolutamente. stare tranquillo. A mio modo di vedere, il primo tempo avremmo potuto e abbiamo avuto più di un'opportunità per chiudere la partita, per andare sul doppio vantaggio. Chiaramente il secondo tempo sarebbe stata una partita probabilmente diversa, però non l'abbiamo fatto, per cui parliamo del sesso degli angeli, perché bisogna guardare la realtà, quello che si fa, e il dopo è sempre facile. Chiudo allora con una domanda, una nota positiva. È tornato al gol Mario Chessa, un ragazzo comunque importante, un giocatore comunque straordinario nel corso della sua carriera. Che apporto può dare in questo finale di stagione, soprattutto essersi sbloccato a livello anche emotivo dal punto di vista realizzativo? Sì, Mario è importante. Anche oggi avrebbe potuto e dovuto essere determinante, come infatti lo è stato. Io ho visto tante note positive, ho visto una squadra tosta, ho visto una squadra solida, ho visto una squadra con un grande spirito, ho visto una squadra che non si è mai arresa. Purtroppo un episodio su pallaferma ha pregiudicato un po', a mio modo di vedere, la grande prestazione dei ragazzi, però non dobbiamo abbatterci. Sono cose che purtroppo dobbiamo cercare di prevenire per far sì che riusciamo ad avere un po' le soddisfazioni che questa squadra con prestazioni di questo tipo merita. Grazie. Con Riccardo Capogna, 1-1 in extremis, un punto che muove la classifica, forse però questa squadra poteva fare di più quest'oggi. È una partita difficile perché la classifica vedeva due squadre a un punto, insomma, di distacco, e quindi era una partita molto complicata, tesa. Purtroppo siamo andati sotto, e sto campionato quando vai sotto poi è difficile, è dura, perché gli altri si coprono, si perde tempo, quindi non era facile. L'abbiamo presa all'ultimo e ci teniamo stretto a sto punto, e si guarda avanti come sempre, perché mancano 11 partite che sono fondamentali per noi. Sei ritornato al gol, l'ultimo gol era a novembre. Quanto è importante tornare anche, soprattutto dopo qualche problema fisico, e comunque quanto ti dà dal punto di vista emotivo anche per aiutare la squadra, soprattutto tu che sei un giocatore di esperienza e di mestiere? Vabbè, il gol attaccante, dai, è tutto, è vita. Quindi è importante per me, non posso negarlo, insomma, è fondamentale. È un punto, quindi anche per la squadra, e devo spingere, devo allenarmi forte. Ho avuto un problemino al tendine, quindi sono ripresa e sono a disposizione, insomma, del mister. Tornando un attimo alla partita, alla prestazione, una squadra che ha giocato bene per la prima mezz'ora abbondante, ha tenuto il pallino del gioco, poi il gol, come dicevi tu prima, sì è vero, poi gli avversari tendono, no, a perdere tempo, a prendersi i secondi, però la squadra poi dopo la rete subita è sembrata in difficoltà, quantomeno nel cercare una reazione, e nel corso della stagione è capitato spesso. Ecco, c'è questo da lavorare, bisogna lavorare anche molto sul fattore emotivo della squadra. Non lo so se è un fattore emotivo, credo che sia il campionato che ti porta, insomma, quando vai sotto, soprattutto se sei in classifica lì in fondo, non è facile, no? Provi, te cerchi a fare la partita, ma non è facile, perché Serie D penso che è uno dei campionati più difficili in Italia, perché si corre, c'è intensità, le squadre perdono tempo, c'è una bagarre continua, quindi chi va in vantaggio spesso porta a casa la partita. Secondo me dobbiamo migliorare in quello, dobbiamo stare sempre dentro la partita, cercare di tenerla sempre viva, perché poi secondo i tempi le squadre magari si allungano, calano un po', e
invece spesso andiamo sotto il primo tempo e poi è tosta, quindi sembra che manca quella reazione emotiva, ma non credo che sia quello. Perfetto, grazie mille.